siccome la lettera che ho ricevuto era molto cortese e nello stesso tempo anche molto ipocrita, perché non mi dava giustificazioni, adesso sto cercando di capire i veri motivi, sto ricostruendo i fatti. È tutt'altro che indolore la rotazione dei giurati del premio Campiello, il riconoscimento letterario che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana. Non ci saranno Riccardo Calimani e Stefano Zecchi, ma se lo storico veneziano lascia dopo 10 anni, l'addio di Stefano Zecchi arriva dopo appena un anno nel quale l'ex ordinario di estetica aveva espresso profondo fastidio verso quella che era stata definita una giuria di eterni ed avanzato riserve sui criteri di selezione e di votazione dei romanzi. I giurati dovrebbero essere in grado di leggere 250 libri in 4 mesi. Zecchi annuncia prossimamente nuove rivelazioni sui meccanismi del premio Campiello. Lei ha definito cafone il modo in cui è stato allontanato dal premio Campiello? Ma sì, cafone, perché ci vuole anche un po' di educazione per mettersi in rapporto con le persone. Io ho dedicato del tempo che non è stato ripagato economicamente e tantomeno dal punto di vista del rispetto personale. Lei ha dato il suo tempo, che cosa ha ricevuto in cambio, magari anche in termini di esperienza? Assolutamente niente. C'è da fidarsi dei premi letterari, vale a dire quando entriamo in una libreria e vediamo vincitore del premio eccetera eccetera, è una garanzia? Lei mi fa una domanda difficile, io non vorrei che fosse vera, ma purtroppo temo che sia vera, la lapidaria sentenza di Ennio Flaiano che diceva: troviamo il vincitore e poi gli facciamo il premio.